Allora, Massimo, vai, allora cominciamo a introdurre il nuovo ospite. Il prossimo ospite in diretta direttamente con noi è Dimitri Scarlato, compositore e direttore d'orchestra, vive a Londra ed è qui con noi, come vedete bene è apparso. E la prima domanda che faccio a Dimitri, intanto ti ringrazio per essere Ciao nostro Dimitri. ospite. Ciao a tutti. Che tempo c'è a Londra? C'è il sole stranamente, è uscito mezz'ora fa, però sai com'è, il tempo è molto umorale qua, quindi ogni mezz'ora puoi passare dal sole alla pioggia. Vabbè. Senti, allora, tempo a parte, nel tuo paese che cosa è successo con il lockdown, soprattutto all'ambito che noi stiamo trattando, che è quello musicale? Allora, ovviamente è stato un colpo molto duro per tutti i musicisti, anche perché, specialmente in una città come Londra, molti musicisti professionisti campano non soltanto suonando, ma anche insegnando, ed insegnando nelle scuole. C'è una grandissima attività musicale, si insegnano tutti gli strumenti di qualsiasi genere musicale, per cui molti di loro sono stati colpiti da questo. Come in modo simile dalla Germania, c'è stato uno schema messo in piedi dal ministro dell'economia che in sostanza dava l'80% del guadagno come cassa integrazione. Bastava fare domanda se si è self-employed, cioè liberi professionisti, e c'era una finestra di 3 giorni, se non sbaglio, dal 15 al 18 maggio, non ricordo perché ho ricevuto anch'io il messaggio. Il governo mandava un messaggio in cui diceva segui questo link e fai la domanda, e dopo pochissimi giorni il processo era molto semplice, generalmente la domanda veniva confermata e si riceviva questo reddito, se non sbaglio, di circa l'80% di quanto guadagni in base alla tua dichiarazione di redditi per 3 mesi. Adesso è stato chiesto di estendere questo schema fino ad ottobre, quindi quello è stato un po' una boccata di ossigeno per molti musicisti. In più c'è un altro benefit che si chiama Universal Credit, a cui potevano fare domanda anche sempre musicisti, che era un benefit aperto a tutte le persone. Quindi da quel punto di vista è stata una buona cosa. Poi il Regno Unito è una serie di 4 nazioni, quindi sì, compresa l'Irlanda del Nord. Però so che in Galles e Scozia hanno dato anche più aiuti per i membri dell'industria creativa, mentre invece nel Regno Unito e in Inghilterra non c'è stato niente specifico per gli artisti. Però c'è un'organizzazione che è l'Arts Council England, che ha aperto dei bandi per dare fino a 2.500 sterline per qualsiasi settore, non solo musicale, ovviamente facendo proposte di un progetto. E questo è stato fatto ad aprile, hanno fatto 2 round di bandi. In più il Musicians Union, che è il sindacato dei musicisti, ha messo in piedi anche lì varie forme di assistenza, anche piccole, di 200-300 sterline, però diciamo si è cercato di intervenire. Prima parlavate Dimitri, ti vorrei fare una domanda che in fondo c'entra con quello di cui stai parlando. Esiste un albo professionale dei musicisti in Inghilterra? Ne hai sentito? No. Guarda, non so se io ti vorrei rispondere. Sì, no, ti ho sentito. Prima quando hai fatto la domanda alla collega tedesca, in Germania ho provato a controllare. Che io sappia, no, ci si registra come musicista con la dichiarazione dei redditi e basta. Però che io sappia non c'è proprio un albo specifico per i musicisti. Però non sono sicuro al 100% di questa domanda. Ma già vuol dire che se c'è non è molto noto, voglio dire, se non lo sai. Diciamo che ci sono 2 grossi, il sindacato più grosso è il Musicians Union, e poi si può anche essere parte della ISM, la società per i musicisti, e tramite loro si fa azione di pressione con il governo. Per esempio il Musicians Union sta invitando tutti i musicisti a scrivere sia al proprio MP, il proprio parlamentare di riferimento, sia al ministro dell'economia per cercare di dare più e estendere questo schema anche oltre ottobre, perché in Inghilterra e nel Regno Unito è abbastanza, c'è un rapporto diretto col tuo parlamentare, quindi non è come in Italia che si è un po', diciamo, staccati. Quindi se tu puoi controllare il tuo parlamentare una volta a settimana con questa possibilità, e se gli scrivi loro tengono considerazione di quello che scrivi, quindi se c'è molta pressione poi i parlamentari intervengono, quindi si sta agendo in quella direzione. Quindi desumo che lì da voi non è come da noi, nel senso che la cultura paga, qui dobbiamo pagare noi allo Stato per fare cultura, perché non siamo considerati neanche totalmente. Guarda, è un discorso strano, perché per esempio la maggioranza delle orchestre sono quasi tutte delle associazioni private. Infatti il problema che adesso c'è nel Regno Unito, c'è stata una lettera aperta anche di
Simon Rattle, che è uno dei più grandi direttori di orchestra del momento, sul problema che stanno affrontando dei membri delle orchestre, perché comunque le sale da concerto sono molto più grandi rispetto in Europa, quindi anche se fai un distanziamento sociale non riesci a rientrare delle spese, quindi diciamo che lo Stato assiste in Italia in modo differente, però siccome il musicista è considerato un libero professionista e quindi rientra nello schema, che è uno schema unico per tutti, diciamo, non so come funziona la cassa integrazione, sono sicuro che è molto complicata e burocratica. Qui è stato un processo molto semplice, fai una domanda, ricevi un messaggio, compili la domanda in 10 minuti, dopodiché nel giro di 24 ore, 48 ore hai la risposta e ti danno questi soldi, che è stato sicuramente una boccata d'ossigeno. Forse Massimo abbiamo sbagliato a fare questi collegamenti perché ci stiamo amareggiando in una maniera senti, la domanda che ti faccio invece, Dimitri, per forza te la devo fare. La Brexit cosa sta comportando fermati, buono, solo nell'ambito strettamente musicale, perché so che insomma in Inghilterra il settore musicale è abbastanza importante, ci sono tantissimi professionisti europei, non esattamente inglesi. Ecco, che cosa sta comportando? Allora, parli come un esperto di Brexit, perché diciamo è la mia seconda attività come attivista dei diritti dei cittadini. E secondo te perché te la faccio questa domanda? Per i musicisti europei non comporterà, per chi è residente qua non comporterà un grosso cambio, perché noi comunque registrandoci con il documento che viene richiesto per tutti i cittadini europei, il Settlement Scheme, noi avremo qualsiasi diritto come prima, per cui potremo tranquillamente lavorare. Il problema sarà purtroppo per gli amici britannici. Come puoi immaginare, la maggioranza del settore creativo ha votato contro la Brexit. Per loro sarà molto più complicato ottenere visti per andare a lavorare in Europa, partire in tournée. Ci sono moltissime compagnie di britannici che fanno tournée di musical, per esempio, in Germania, e da quello che so ancora è da vedere, sarà anche complicato per i musicisti che dovranno venire nel Regno Unito, perché al momento stanno scrivendo la legge di immigrazione, no? La legge di immigrazione, e il ministro Priti Patel è veramente un pessimo ministro, e la direzione che sta prendendo questa legge di immigrazione non è sicuramente una buona direzione, e sicuramente non tiene conto del settore creativo. Infatti sarà anche molto complicato secondo me venire a studiare qua, perché se tu sei un cittadino, già adesso se sei un cittadino extraeuropeo puoi ottenere un visto, ma non puoi lavorare, non puoi insegnare, non puoi lavorare nelle scuole, quindi potresti soltanto lavorare privatamente con lezioni private, diciamo, a nero. Quindi entriamo in un territorio ancora non proprio definito, ma sicuramente non è di buon auspicio per chi potesse venire dopo. È considerato che da sempre UK è un po' un punto di riferimento per i musicisti, voglio dire, si sta parlando di Inghilterra, cioè si sta parlando di un punto di riferimento vero nell'ambito musicale, soprattutto del lavoro musicale. Questa cosa non è proprio un dettaglio. Senti Dimitri, io tanto ti chiamerò prima o poi, perché questa storia della Brexit vorrei parlarne un po' più diffusamente, ma non solo, vorrei parlare anche della tua attività artistica. In questo momento non è possibile farlo all'interno di questo contenitore, ma mi interessa anche per capire, tu sei romano se non sbaglio, sei residente lì da ormai un tot di tempo, quindi chi meglio di te conosce le due realtà lavorative? E magari ci puoi aiutare a capire meglio come fare per migliorare, non solo peggiorare, insomma, il nostro lavoro dal punto di vista proprio professionale. Quindi io prima di salutare, ho sentito la domanda che hai fatto al primo ospite, in cui dicevi: ma secondo te c'è più coesione tra gli artisti? La risposta è stata no, c'è più consapevolezza. Il più grosso suggerimento che posso dare è di avere tantissime sigle che vanno a discutere è complicato. Cioè, se in Italia si potesse raggruppare tutto sotto un grosso, diciamo, ombrello, come si dice in inglese, non so se in italiano si dice più, però è sicuramente molto più utile che avere tantissime frammentate organizzazioni che ognuno dice la sua e non hanno peso poi sul tavolo negoziale, perché comunque
si possono ottenere, io questo lo posso confermare, data la mia esperienza di lobbying in Europa, le cose si possono ottenere, però se si va sparpagliati e non c'è un blocco solido dietro, diventa tutto molto difficile. E in realtà è il lavoro che appunto sta facendo Giordano Sangiorgi con il MEI, è un coordinamento di 20 associazioni, quindi forse la via, come dici te, è proprio quella lì. Dimitri, grazie di tutto. A prestissimo, perché tanto ti richiamo, stai sicuro che ti richiamo, perché ci sono anche altri temi. Ciao Dimitri, grazie mille.